Serata di solidarietà promossa dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino. Si è svolta ieri presso il Tempio di Giunone al Parco della Valle dei Templi, uno spettacolo di cabaret che ha avuto un ampio successo con i bravi attori Gianni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte al fine di raccogliere fondi in favore dei profughi dell'Ucraina, ospiti a Favara. La serata è stata arricchita anche dai musicisti Salvatore Sciacca e Lillo Puccio, che hanno accettato di buon grado l'invito del Centro Guttuso per la serata di beneficenza. La serata è stata presentata dai colleghi Margherita Trupiano e Giuseppe Moscato. Noi possiamo quasi dire che questa serata di beneficenza è un proseguo su quanto abbiamo fatto e abbiamo organizzato alla fine di luglio, che praticamente assieme alla Croce Rossa abbiamo regalato 20 giorni di sole, di mare, di sorrisi, di gioia. È stata un'esperienza meravigliosa e siccome il Centro Guttuso la beneficenza non lo fa per una data occasione o un dato giorno, ma è una cosa che è dentro di noi. Nel DNA del Centro Guttuso c'è la solidarietà, quindi continuiamo il nostro impegno e stasera devo dire che sono doppiamente meravigliata e contenta perché la gente ha risposto in maniera stupenda. Potevamo vendere biglietti il triplo di quelli che abbiamo venduto, con un entusiasmo, una gioia, e ciò mi fa dire che veramente la gente sta cambiando, la gente ama la gente e vuole fare qualcosa perché ha bisogno e questa è una cosa veramente bellissima. Ecco, avete scelto degli artisti particolari per questa serata? Sì, perché come ho detto vogliamo regalare sorrisi a noi stessi e anche agli altri. E chi meglio di Gianni Nanfa e Ernesto Maria Ponte. E poi abbiamo due professionisti, due artisti di grande valore, Lillo Puccio e Totò Sciacca, che ci delizieranno in maniera veramente superba. Ecco, voglio dire, forse molti pensano che c'è tanta fatica dietro a tutto questo, ma è una fatica che passa in un attimo, perché quando tu vedi la gente che ride, la gente che sorride, la gente che se ne va contenta e dire ho passato mezz'ora, un'ora di serenità, tu te ne vai e dici ecco, e questo è quello che dovremmo fare tutti, fare contenti gli altri, regalare sorrisi. Mezzo secolo, ripeto, 8.500 giornate sul palcoscenico. Significa 20 anni ininterrottamente, ogni giorno sul palcoscenico, meglio di così. Molti vogliono sapere la tua fonte di ispirazione. La fantasia e la lettura, e anche mia moglie, sì, che non ride mai quando le racconto le cose, poi a teatro invece ride a crepapelle, meno male. Ecco, qual è il segreto di questa tua carriera che non finisce mai? Riesci sempre a innovarti, a trovare tematiche che il pubblico le apprezza? Diciamo che la fonte più importante sono gli studi classici, proprio, che mi hanno aiutato tantissimo per quanto riguarda i meccanismi della risata, perché gli artifici retorici risalgono da allora e per fortuna non sono cambiati, per cui diciamo, conosco i meccanismi per fare ridere, perché li conosco dal punto di vista letterario e poi mi riesce per fortuna di metterli in pratica sul palcoscenico. Insomma, sei sempre apprezzato dal pubblico? Sì, e per fortuna un pubblico di qualità, di elite, ma se c'è la piazza mi ci trovo pure bene. Una cosa che non so fare invece è l'attore cinematografico, perché mi piace vederlo, il cinema non mi piace farlo, e lo stesso la televisione, davanti a un obiettivo non riesco a essere me stesso, invece in piazza o in teatro sogniamo a casa. Insomma, tu vieni da una scuola di cabaret palermitana, no? Sì, quella dei Travaglini con Gigi Burruano, Antonio Marsala, il nostro regista e autore di allora e fino a pochi anni fa ancora tra di noi, e quindi da una scuola che poi ha fatto scuola, perché da lì sono passati Pino Caruso, Renzino Barbera e così via. Insomma, la storia delle tradizioni popolari siciliane. Sì, più che tradizioni popolari, diciamo la storia del cabaret, che poi il bagaglino di Roma negli anni successivi ha in qualche modo, non dico scopiazzato, ma si è ispirato a quello nostro, perché il cabaret nasce nella Sicilia occidentale, proprio con i Travaglini negli anni 60-70. E quando la beneficenza chiama bisogna rispondere, perché oggi come oggi tutti
abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti e la beneficenza per me, io lo ritengo sempre un gesto egoistico, perché noi facciamo qualcosa per cui un domani può sempre servire anche a noi e quindi fare beneficenza, vedetela sempre come una cosa rivolta sempre verso noi stessi, come diceva qualcuno, ama il prossimo tuo come te stesso, e quindi di conseguenza dobbiamo anche amare il nostro prossimo. Fai parte della scuola di cabaret palermitana insieme a Nanfa, ti esibirai insieme a lui questa sera, ecco, cosa ci puoi dire in più? Vabbè, cercherò insomma, di fare quell'oretta di spettacolo da dividere con Gianni e insomma, Gianni è un maestro, quindi sicuramente mi sento di dire che al di là di quello che poteva essere la scuola del grande maestro Proietti, il maestro Nanfa e la scuola palermitana sicuramente ha fatto tanto anche per la mia comicità e quindi stasera spero di poterla mettere in pratica. Ecco, una comicità che trae spunto da dove? Dalla mia vita. Io dico sempre che racconto le mie vicissitudini. C'è una battuta che faccio sempre nei miei spettacoli, la dirò in platea, ma la dico anche a voi in anteprima, che dico io dopo 6 miseri psicanalisi mi sono chiesto ma io perché para una e circondare i fatti miei e pare. Allora ho cambiato strategia, li racconto al pubblico che paga mia ed è tutto molto più remunerativo.